qui a Ecce Storia. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il presidente del CONI, Giovanni Malagò. Presidente, paddle. Paddle. Paddle è una giovane vecchia storia. È giovane perché è uno sport che indubbiamente, anche se sta guadagnando consensi anno dopo anno, non ha, diciamo, una tradizione pluricentenaria come in altre discipline sportive, però una vecchia storia perché io mi ricordo benissimo quando in consiglio direttivo incominciamo a parlare del padel. C'era Francesco Bolla, un consigliere che andava tutti gli anni a Marbella e ci raccontava che praticamente questo era il gioco più divertente di tutti e che uno dei motivi per cui andava lì era proprio per praticarlo. Gli abbiamo dato fiducia, abbiamo messo il primo campo e eccoci qua oggi al Foro Italico, un successo incredibile, è diventata nel senso buono della parola un paddle mania. Poi c'è questo grande vantaggio che giocano uomini, giocano donne, giocano persone giovanissime, persone anche, diciamo, con gli anni più avanti, e si capisce che è il futuro del paddle. Complimenti. Perfetto. E un'ultima piccola domanda. Ci sono i colori dell'Aniene in finale. Sì, ma io ovviamente sono contento che il paddle abbia questo successo, devo dire con franchezza, non posso essere ipocrita, insomma l'Aniene è la mia famiglia, però insomma veramente vincere il migliore sotto ogni punto di vista, non mi permetterei assolutamente di dire una cosa contraria, ma al tempo stesso non voglio essere ipocrita. E possiamo dire che oltre al Vamos è arrivato anche il Dai al paddle? Sì, possiamo dire, assolutamente. Bene, grazie Presidente, Ciao, grazie, buona serata. complimenti. Ciao. Ciao.